morale della favola, la Fornero non è stata abrogata, ok? E gli aumenti non ci sono stati. Io sono pensionato da settembre dell'anno scorso con 43 anni di contributi. Io mi sono già accorto che da oggi la mia pensione verrà ridotta di oltre 13 euro al mese e il conguaglio purtroppo lo faranno successivamente perché hanno paura di farlo prima delle elezioni. Amara sorpresa dal 1° aprile per i pensionati con assegno dai 1.500 euro lordi al mese che per il nuovo meccanismo di rivalutazione dell'inflazione avranno una pensione più magra. 67.000 in provincia di Treviso le persone interessate, 400.000 in Veneto con decurtazioni che vanno dai 3 ai 20 euro mensili. Questo è il danno, dicono i pensionati, cui a luglio si aggiunge la beffa perché per effetto del conguaglio dovranno restituire l'aumento percepito da gennaio ad oggi con cifre che vanno dai 20 ai 100 euro, soldi sottratti alle pensioni che serviranno, denuncia la CGIL, per finanziare quota 100. Vengono sempre a pescare dove è più facile pescare, è più facile avere, come dicevamo prima, 1 euro da tutti i pensionati, però non mi sembra giusto, noi dobbiamo pagare solo. Oggi la prima mobilitazione che culminerà nella manifestazione nazionale dei sindacati il 1° giugno a Roma. Dati alla mano, lo SPI-CGIL ha fatto i conti di quanto costano ai pensionati italiani queste misure. Ad esempio, una pensione di 2.000 euro lordi ha perso per mancate perequazioni 1.525 euro all'anno, 115 al mese, ed andrà a perderne altri 460 nei prossimi 3 anni. Una pensione da 1.500 euro lordi ne ha persi 960 l'anno, 75 euro al mese. Stiamo parlando di quel 25% di pensionati che hanno lavorato tutta la vita e hanno versato più di $500.000 di euro di contributi e che pur vivendo 20 anni riceveranno meno di quello che hanno versato, sapendo che poi una parte va in solidarietà per garantire le pensioni basse, le pensioni minime, le pensioni sociali. Io credo che a queste persone che hanno contribuito al rilancio, alla crescita di questo Paese vada portato un po' più di rispetto, e il rispetto si porta dando giusto aumento della pensione.